in Fabrik, dreht vor dem zu, vor dem Flucht zu neu verstrickt. Oi, du geht auf Finstere, du irrst schon zu lang, und das Herz so verklemmt, tut dir so weg nicht, sind von jenem Schabesson, sind von jener Scham. Is vertreier Triefkele, jammert Tag und Nacht, dazu beim Redele sitze sie. Efscherina Konzentratie, Lagerarbeit schwer ohne Ruhe. Oi, wie finster ist ihm dort, bitter ist ihre dort, sind von jenem Schabesson, sind von jenem Scham. Sind von jener Scham. Rivkale die Schabes, dicke Arbeit in Fabrik, dreht vor dem zu, vor dem Flecht zu neu verstrickt. Oi, du geht auf Finstere, du irrst schon zu lang, und das Herz so verklemmt, tut dir so bang. Rivkale die Schabes, dicke Arbeit in Fabrik, dreht vor dem zu, vor dem Flecht zu neu verstrickt. Oi, du geht auf Finstere, du irrst schon zu lang, und das Herz so verklemmt, tut dir so bang. Getreier Herrschale is weg nicht, sind von jenem Schabesson, sind von jener Scham. Is vertreier Triefkele, jammert Tag und Nacht, dazu beim Redele sitze sie und ist mein Lieblinger, Efscherina Konzentratie, Lagerarbeit schwer ohne Ruhe. Oi, wie finster
jener schon. If kole di Shabbos Leida vor dem Zug ovvero l'animale che carica e incorna, così come si fa dopo il nostro attaccato al corpo e si spinge Du Ghetto finstere Du ihr schein zu e perché il serpente? Perché il corrente di anche in combattimento anche parecchio ostacoli, ma se si vede appunto il movimento nel combattimento, dopo ogni colpo, nel manuale viene informato come dopo ogni colpo di tornare in volta. Per spiegarlo semplicemente con un movimento, non esistono colpi di questo tipo, ovvero non possono esistere colpi come questi. Ok? E dopo ogni singolo colpo si torna in volta. Anche se per un frammento di secondo, anche se per una frazione di secondo, dopo ogni colpo, la spada torna al centro a proteggere. Quindi vediamo come la mano si muove alla fine come un serpente. Colpisce e torna come fa un serpente. Quindi e torna. Colpisce e torna. Come il serpente. Perché il combattimento di spada non è solo il combattimento con la spada. E la spada ha questa precisa forma perché è utilizzata in tutte le sue parti. La lama, l'essa, il manico e il pomo. Ognuna di queste parti ha un suo ruolo nel ferire l'avversario. Vieni un attimo l'essa, o Daniele, non so comunque, per darvi giusto un esempio velocissimo. Per darvi dunque un esempio velocissimo, tutto è attacco di importanza. Sind von jenem Schatten, sind von jener tutto e la spada è a quella che a 40-45 minuti nel caso sono tutti diversi tra loro, quindi tutto è teso a finire la battaglia. E vediamo perché come avete visto anche adesso il leggero è chiamato in questa maniera perché è quello che deve affrontare i vari giochi stretti, è quello che deve prendere e non mollare la presa. Quindi mentre il serpente colpisce il Schöne Konzentration, gearbeitet schwer. abbiamo finito, le gambe Oi, wie finster ist im Dom, bitte risiere Dom. perché le chiavi, perché le gambe non devono mai essere insieme, ma devono essere sempre ben piegate. Alla fine la scherma viene riportata anche da quelli come un attacco. Conseguentemente come Oi, wie finster ist im Dom, bitte risiere Dom. in avanti e dietro in ogni momento. E quindi le chiavi, come dire, scioltiamo a terra, questo è un movimento, sciolte. Per finire i consigli, non sono due animali, ma sono il Sole e la Luna. Perché vengono paragonati al Sole e alla Luna? Per un semplice motivo, che il passeggio della scherma, adesso sono scherme di armatura che è molto differente dalla scherma in camicia. Nella scherma in camicia soprattutto è importante il passeggio. Il movimento non si abbassa in linea retta perché il colpo è sbilanciato. I colpi sono circolari. Quindi come il Sole e la Luna, quando c'è uno, non c'è l'altro. Nell'allegoria più quando c'è uno, non c'è l'altro. E allo stesso tempo si muovono in senso quasi rotatorio. Quindi 1, 2, 4. Quindi è un passeggio circolare quando non c'è uno non c'è l'altro. Quindi diciamo poi ci sarebbe tantissimo da dire. Adesso avendo così poco tempo ovviamente ci tenevamo comunque a darvi. Avete appena sentito, diciamo quella che era probabilmente la prima lezione significativa che attraverso il suo libro, cioè dei libri a distanza alla fine di più di 600 anni, è riuscito a portare anche in questa stanza. Ecco, quindi questo è tutto quello che lui ha raccolto all'interno della sopra, poi è molto più lungo ovviamente, quindi all'interno della sopra lui raccoglie tutti questi insegnamenti e la grandezza proprio del maestro sta nel fatto di essere riuscito a racchiudere in una sola pagina, che è stata questa, la prima pagina del suo libro, quello che sta alla base di tutti quanti i combattimenti. Però di a 600 anni c'è qualche gruppo di passi che prendere spunto da questa opera per riportare un po' di
un'arte che altrimenti avrebbe dimenticata. Grazie mille. Do serca tutti Abbiamo la parte nostra, guidando l'uno di battaglia della Marchettata, a Tannuri, quindi battaglia da questo. sind von jenem Schatten, sind von jenem Schatten. Is verdreier Triefkale, jammert Tag und Nacht, und erzählt beim Redele, sitze sich und mein Lieblinger, lebt noch, хоть אפשר in a Konzentratie Lager, Arbeit schwer